banche di credito cooperativo italiane hanno costituito nel tempo proprio per fare formazione, ecco, non per fare business, per fare attività bancarie in senso proprio, ma per fare proprio formazione. All'interno di questo fondo abbiamo acquisito le risorse necessarie per finanziare interamente questa bellissima iniziativa che era da tempo che stavamo coltivando. Per fare cosa? Per accrescere la cultura finanziaria nei giovani, sia per quanto riguarda i finanziamenti che per quanto riguarda il risparmio e i servizi bancari. Quindi una visione abbastanza completa. Quali sono i nostri obiettivi di questo progetto? Entriamo proprio nel vivo della proposta. Questo progetto è finalizzato specificatamente, dicevo, ai giovani a sviluppare la vostra cultura finanziaria che una recente indagine dell'OCSE ha fotografato largamente insufficiente, che sono incardinate nell'articolo 47 della nostra Costituzione, laddove è garantito, viene garantito la tutela del risparmio in tutte le sue forme ai cittadini italiani. Ecco, le banche si inseriscono all'interno di questo contenuto in una intermediazione non solo finanziaria ma anche valoriale per garantire questo rapporto tra le banche che custodiscono il risparmio, lo usano, e i cittadini che portano i loro risparmi nelle banche. Ultimo, per far conoscere anche le vere peculiarità del credito cooperativo, che come apprenderete durante lo sviluppo del progetto è veramente diverso da tutte le altre banche. Capirete che sarà veramente diverso perché è più democratico, capirete perché, è più etico, più cooperativo e quindi più vicino al territorio. Basta solo segnalarvi l'obbligo che hanno le banche di credito cooperativo di investire il denaro raccolto dai risparmiatori del proprio territorio nelle imprese e nelle famiglie, nello stesso territorio dove viene raccolto il risparmio, dove voi portate i vostri soldi. Ma tante altre poi aspetti molto interessanti che sono sicuro che le giovani generazioni saranno di grande interesse quando conosceranno queste